Ragazzi, amici, buongiorno a tutti, sono Franco Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Oggi stiamo facendo una cosa per il centro nuova, stiamo lanciando l'Anastatus bifasciatus in compagnia del tecnico del gruppo Geofin, con cui stiamo collaborando assieme al gruppo Bioplanet e Cooperativa Spazio. Stiamo provando questa nuova esperienza, visto l'annata del 2020 con cui abbiamo lottato in maniera impari contro la cimice asiatica, con grossi danni alle prove sperimentali, in particolare del peperone biologico. Quest'anno abbiamo deciso di lanciare questo parassitoide. Però, per non rubare tempo e spiegare in maniera più dettagliata, passo la parola al tecnico Maurizio Bleti. Prego. Buongiorno a tutti. Anastatus bifasciatus è un imenottero parassitoide delle uova di cimice asiatica. Sappiamo tutti i problemi che in questi anni la cimice asiatica ha portato alle nostre coltivazioni. Noi stiamo già dall'anno scorso, già dal 2020 abbiamo iniziato questo percorso di lotta biologica. Qui vedete appunto la confezione che io ho appena aperto di Anastatus bifasciatus. Sono adulti che appena io ho aperto il barattolino escono immediatamente nell'ambiente. Come vedete c'è una particolarità, stiamo facendo una tecnica di lotta biologica di tipo territoriale. Non stiamo lanciando all'interno delle serre o all'interno degli appezzamenti delle nostre coltivazioni, ma stiamo lanciando in corridoi di vegetazione spontanea presenti accanto alle coltivazioni qui appunto di Po di Tramontana, ma per una semplice ragione, perché abbiamo riscontrato appunto che le prime ovodeposizioni della cimice asiatica avvengono proprio in questi tipi di contesto. In questi corridoi di vegetazione spontanea abbiamo già riscontrato qualche giorno fa la prima presenza di uova di cimice asiatica. Ecco che quindi questo è il momento per iniziare le introduzioni di Anastatus bifasciatus. Noi faremo almeno 4 introduzioni a cadenza settimanale. Questa è la prima puntata di questo progetto di biocontrollo di cimice asiatica e quindi questa è la prima introduzione. Nelle prossime settimane naturalmente continueremo con le introduzioni. Ultima cosa, naturalmente non ci limiteremo semplicemente a introdurre questo parassitoide oofago che è indigeno. Ricordiamo che Anastatus bifasciatus è del nostro territorio, quindi ben adattato alle ovature di cimice asiatica. Ma non ci limiteremo appunto semplicemente a lanciare questo parassitoide, ma controlleremo nelle prossime settimane le varie ovodeposizioni, indicheremo, segnaleremo le varie ovature per verificare le eventuali parassitizzazioni che ritroveremo. Questa è la prima puntata, appuntamento alle prossime puntate. Grazie a tutti, alle prossime. Vi ricordo il 24-25 giugno, giornate dedicate all'irrigazione di precisione. Salve a tutti!